tra danni e furto attorno ai 100.000. 100.000 euro di bici rubate e di danni provocati dal furgone che vedete in retromarcia mentre sfonda la vetrina del negozio Brain Cycles di Cittadella. Le immagini delle telecamere di videosorveglianza interne del negozio raccontano i 7 minuti della razzia. Un colpo riuscito al ladro solitario, eccolo mentre arriva con il furgone da cantiere, prima in retromarcia spinge i grossi blocchi di pietra messi davanti alla saracinesca e poi, sempre in retromarcia, usando il furgone come un ariete, sfonda l'entrata del negozio e fa razzia di biciclette sportive. 15 bici rubate, una 15-20 molto danneggiate, alcune anche da buttare, proprio irrecuperabili. Le vetrate, l'inferriata gli è caduta sopra e il furgone ci è passato sopra, sono maciullate da buttare. È un duro colpo veramente, speriamo di riuscire a recuperare in fretta e dare di nuovo un buon servizio ai nostri clienti e via si riparte. L'amarezza di Paolo Tonellotto, il titolare del negozio. Questa è la seconda spaccata in 4 anni e nemmeno le protezioni come i blocchi di pietra hanno fermato il ladro che ha agito indisturbato e in pochi minuti. È gente che ci sa fare, non sono improvvisati, lui era anche da solo, infatti è stato veramente, era del mestiere. I carabinieri arrivati sul posto, non appena l'allarme collegato alla centrale è scattato, hanno tentato di fermare il ladro che però è fuggito dal cancello sul retro e si è dileguato nel buio delle strade di campagna. Ed è riuscito a correre incontro al furgone, al ragazzo che stava scappando, al ladro che stava scappando, però non è riuscito a fermarlo. Però comunque bravi perché sono arrivati praticamente subito. Lui era ancora qua ed eravamo al 7° minuto della spaccata, insomma, quindi veramente bravi i carabinieri. Le immagini delle telecamere però potrebbero essere utili per identificare il colpevole.